il 27 di ottobre, quindi domenica prossima, in Piazza Unità d'Italia faremo Ruote nella Storia, che è è un'iniziativa dell'Automobile Club di Trieste, è la prima edizione in collaborazione con Aci Storico e i Borghi più belli d'Italia, che è un'associazione culturale a carattere nazionale di valorizzazione turistica, e andremo alla scoperta, alla visita di un luogo veramente caratteristico e particolare del territorio triestino, che è la Grotta Gigante. Naturalmente è un tema che poi si collega e si delinea con altri temi come quello della sicurezza stradale sulle auto d'epoca, perché avremo a fine pranzo, dopo che abbiamo visitato la grotta, faremo un pranzo con tutti i partecipanti e poi alla fine faremo un piccolo convegno dibattito dal titolo La sicurezza stradale e l'evoluzione della sicurezza stradale sulle auto d'epoca, perché ricordiamoci sempre che la sicurezza stradale parte da lontano, cioè parte dai primi prototipi delle auto in strada e poi piano piano abbiamo avuto delle evoluzioni fino ai giorni nostri in cui gli strumenti di sicurezza stradale e di educazione stradale sia attiva che passiva sono molto importanti e sono sotto gli occhi di tutti, però ci interessa anche capire da dove veniamo e da dove partiamo. Il fascino delle auto d'epoca, si sa, non conosce momenti di crisi. Alla manifestazione dell'ACI di domenica i triestini avranno modo di apprezzare modelli che hanno fatto parte del nostro immaginario collettivo. Avremo dei modelli interessanti, posso anche dire che ci sarà qualche Porsche degli anni 50, qualche Ferrari anche di un certo livello, quindi l'auto d'epoca è di per sé uno strumento di passione, ma anche di riconoscimento culturale e storico di un'epoca passata che però rivive con queste manifestazioni. Naturalmente poi è un'iniziativa, come tutti i raduni o come tutte le iniziative con le auto d'epoca, di conoscenza e di valorizzazione del territorio, perché alla fine le auto sono uno strumento di conoscenza e anche di incontro con queste situazioni. In questo momento andremo a visitare la Grotta Gigante, probabilmente altre edizioni che sicuramente ci saranno, andremo a visitare luoghi che nel territorio triestino ne troviamo in maniera molto numerosa, e quindi siamo curiosi di portare i nostri partecipanti, i nostri appassionati alla scoperta di questi luoghi.